Ben ritrovati, quarta puntata di Perdipiave, una giornata intensa, la notte e poi la ripartenza, un episodio carico di natura, di acqua e di incontri formidabili. Buona visione! Luigi, noi siamo arrivati a piedi perché abbiamo un progetto che tu conosci bene, insomma, abbiamo trovato questo posto perché ho fatto una ricerca. Tra l'altro, tra l'altro il tuo nome, il tuo posto me lo segnalò 2 anni fa un ascoltatore radiofonico che mi disse: Lele, se vai da quelle parti c'è un campeggio, una struttura, informati perché lì sono molto accoglienti, eccetera. Siamo arrivati qua l'anno scorso, siamo tornati, però chi non come noi che volesse fare un progetto come il nostro, che arrivasse anche con altri mezzi, dove siamo, dove ti trovi e come trovarti? Beh, allora siamo a Sernaglia della Battaglia, nel comune di Sernaglia della Battaglia, la località è Falze di Piave, siamo in via Grave, che dà anche il nome alla struttura. Senti, ma adesso che se venissi su qua giù il fiume, prima di Sant'Anna avevo trovato tanti romani. È romano? Sul serio? No! Era il Ponte Romano quello là, ho sbagliato. Romano sì, Porca... No, romano davvero? Ma sul serio? Ma... Lì ce ne sono addirittura, uno che lo vedi benissimo, un altro che è mezzo diroccato e poi uno che è interrato ormai. No, robe drammatiche, magari è la cos'è la Claudia, quella via là? Claudia Augusta Altinati. No, quella era. No, Claudia Augusta Altinati. Pazzesco, l'abbiamo fatto, Lele! Ti rendi conto? Sei proprio Dauphinea, veramente. Mamma mia, che... Lui è ex presidente dell'associazione Battaglia del Solstizio, per cui un grande appassionato della prima guerra mondiale, e sta ristrutturando tutti i bunker, i manufatti. No, ma scusa, un secondo, no, perché sembra che questa cosa sia preparata. No, ma dico la verità. Guarda, sicuramente adesso stiamo brindando. Ti dico la verità, oggi faceva caldo. Questo non è un montaggio. Sono venuto giù a fare il bagno, lì c'è la mia famiglia, mia moglie con i bambini che erano qua prima. Naturalmente so che ci stiamo lavorando assieme a un progetto importante che stanno facendo. Io abito qua. Io abito qua. E naturalmente nell'occasione sono venuto a scorcargli un prosecco. Così mi capisco, quello dovrà essere il bosco, quello famoso magico di Zanzotto, dove il bosco. Il bosco magico si intende tutto, Zanzotto intende tutto il Montello. Cioè, in pratica parti da qui 13 km, è un fagiolo, sì. Mezzo fagiolo, sì. Che parte da qua 13 km e largo 5. È una specie di fagiolo, è un deposito morenico, sì. Della terza glaciazione del Piave. In pratica il Piave faceva il ghiacciaio e qui moriva, e quando il ghiacciaio si è ritirato ha mollato giù, praticamente è il deposito, il classico deposito morenico, cioè sassi e sabbia che si sono compressi, hanno detto circa 300 metri di ghiaccio c'era qua, terza glaciazione, e ha formato il Montello. Ok, e tu abiti di là nella... Sì, io abito... Voi qua siete proprio al centro della zona di Andrea Zanzotto, perché lui considerava il suo mondo, lui non era mai uscito da questo territorio qua, dal quartiere del Piave. Esatto. E lui riconosceva i confini del suo territorio, qua a nord c'erano le colline del Prosecco. Sì. Infatti ha scritto diverse poesie sulla forma, quello che lui vedeva delle montagne, le prealpi e le colline. Le montagne gli metteva tutte le M. Sì, è vero, sì. E le N erano le colline, per cui i suoi confini territoriali, lui lo diceva sempre, erano a nord le colline, a ovest c'era Vidor col ponte di Vidor, a sud era segnato il Piave col Montello, che è stato in visita da giovane, è stato in visita spesso. E a est spesso. il Collalto, questa collina qua col castello di Collalto, questa qua era il suo territorio. Esatto.
un'altra tappa del nostro viaggio, le Volpere. Adesso vado a fare questo tipo di esperienza che non ho mai fatto, ma conto nella consulenza di Gaia. Gaia, dimmi tu il via. Dai, di via tu, ormai ti tocca. Quando dico adesso muore le mani. Lo fanno i bambini, Francesco. Gaia, dimmi tu il via. 3, 2, 1. Dietro di me c'è la Fontana d'Escapol, che è una fontana isofreatica. Io ne so pacche di fontane isofreatiche. Dovrebbe quest'acqua di risorgiva poi ricondursi verso le fontane bianche. Io adesso non so dove sono le fontane bianche, questo è per dei Piave, quindi ci stiamo un po' perdendo, ma l'obiettivo è anche ritrovare queste cose. Adesso vediamo di arrivarci. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. 4 o 5 agosto, presso la casa di questo architetto pazzo, Gilberto, nasce una nuova spaccante bevanda del Piave, la risposta al mojito, il Piavito. Ci troviamo nella frazione di Felze di Piave. Siamo all'inizio del percorso delle Volpere che abbiamo sistemato come amministrazione comunale e che vorremmo ricongiungere con l'oasi naturalistica delle Fontane Bianche, che invece si trova un po' più in su verso la frazione di Fontigo. Un percorso recuperato grazie a Legambiente, i volontari che lavorano annualmente nel campo che viene realizzato con il contributo dell'amministrazione comunale. Il Piave è da sempre parte della frazione di Falzè ed è il nostro modo di vivere il territorio. Il 20% del nostro territorio comunale è costituito da 2 siti di importanza comunitaria che sono i Paludi del quartiere del Piave, che si trovano a monte dell'abitato di Sernaglia. Voi non li avete visti, ma sono un esempio di bonifica benedettina quasi integro, uno dei casi ancora esistenti in Europa e l'unico esempio di questo genere in Italia. La origine si deve appunto all'opera di bonifica condotta dai monaci benedettini dell'abbazia Santa Bona di Vidor nell'XI secolo e l'altro ambito è questo in quale ci troviamo, ZPS SIC Grave del Piave. Avete visto le Volpere, avete visto il sito delle Fontane Bianche. Sono ambiti in cui insieme all'aspetto paesaggistico si notano anche emergenze naturalistiche e siano esse floristiche siano esse faunistiche di tutto rilievo. Volevo entrare nel dettaglio della sopravvivenza di questo viaggio. Allora, premesso che stiamo giorno per giorno raccogliendo informazioni storico-culturali incredibili, premesso che stiamo conoscendo la migliore gente che c'è del nostro Veneto, ognuno dà il proprio contributo anche emozionale a questa nostra avventura. E devo dire alla fine, perché insomma avevo il timore che anche dormire, passare le serate, le notti con Francesco e le fatiche fosse difficile. In realtà si sta comportando molto bene, nel senso che russare non russa, ok? Forse perché arriviamo talmente stanchi la sera che non c'è tempo di pensare ma solo voglia di riposare. Dal punto di vista fisico, a parte una caviglia putrefatta dalle zanzare, insomma oggi ho i calzini, ma diciamo che fino a questo momento tutto va per il meglio. Volevo ancora ringraziare tutti quelli che ci stanno sostenendo, perché poi abbiamo i ragazzi che ci inseguono come Nicola, Alessandro, Marianna, e poi c'è il buon Claudio che è il nostro regista, che
con grandissima pazienza e grande volontà e spirito e forza d'animo rende tutto questo visibile a tutti voi. Grazie di esserci, avanti tutta! Dunque io adesso mi mangio questa crescenza, il prosecco, adesso non ricordo, penso della luce divina, adesso non lo so, una cosa del genere, la tipo cantina della luce divina, io me lo mangio e ragazzi andiamo avanti con questo bello viaggio. E una classe pura e forte. Cani a piede libero che a volte ti disturbano. Donne scostumate con le tette roventate. Al Piaveri sa che anche se non si tocca non c'è sale che ti alza la pressione. Al Piaveri prendi la bicicletta, chi arriva primo aspetterà. La puntata si è chiusa a Collalto di Susegana. D'ora in avanti le colline trevigiane, che saranno l'ambientazione del nostro perderci. Vi ricordo che Perdipiave continua anche nel nostro sito www.perdipiave.com. Grazie a tutti e alla prossima puntata.